giapponese Ryasuji. Oggi giro in moto qui su Otonezza. Mi trovo al chiosco alpino, ristorante cucina tipica, e mi sto bevendo un caffettino tranquillamente. L'aria è freschetta qua e in su verso Passo Coe, visto che ha nevicato, e quindi penso di fermarmi qua e poi tornare in pianura, anche perché sono partito tardi e quindi va bene così però. In questo momento si evidenzia l'inesperienza di chi, come me, si sta cimentando per la prima volta nell'assetto della videocamera Insta360 collegata al selfie stick invisibile.
strada provinciale che da Tonezza del Cimone scende verso la frazione di Arci a Siero si incontrano precisamente 10 gallerie. Questi suggestivi tunnel artificiali, scavati a mezza costa nella roccia a strapiombo sulla Val d'Astico, sono in gran parte brevi e non illuminati. Tra le più note che si superano, affrontando i numerosi tornanti, si ricordano la Valle Sengia, la Grumello, la Camugara e la Tartura. Anche oggi ho fatto il mio giro in moto, sono salito fin su a Tonezza e come avete visto, mi sono fermato in un locale che non avevo mai frequentato e mi piace. Ho conosciuto il gestore, un argentino che è qui, che lavora già da 25 anni, e penso che tornerò a mangiare anche in quel locale. Qui mi trovo a Siero e mi sono fermato giusto un attimo per i saluti e poi riparto e vado verso casa. Vi risparmio la via di ritorno, che sarà sicuramente trafficata. Qua di casino non ce n'è bisogno, speriamo che si senta bene la mia voce, perché tra moto e auto che stanno scendendo dalla montagna ce ne sono un bel po'. Quindi niente, alla prossima. La montagna che vedete alle mie spalle, quella che viene di là, dove c'è il monumento, è il Monte Cimone, e Tonezza, dove eravamo prima.